Maxi frode nel commercio degli orologi di lusso, Rolex nello specifico, che venivano acquistati ad Hong Kong e importati in Italia facendo scalo all'aeroporto Marco Polo di Tessera. A scoprire il giro la Guardia di Finanza del gruppo di Tessera, coadiuvata dal secondo nucleo metropolitano di Mestre. Abbiamo calcolato proprio per l'importazione di queste migliaia di orologi di lusso un valore stimato in 11 milioni di euro con un'evasione dei dazi doganali corrispondenti in questo caso all'IVA di oltre 2 milioni di euro. Parliamo di una frode molto importante perché questi sono soldi che lo Stato non incassa, dovrebbero essere versati alla dogana all'atto del passaggio della linea doganale. Per ogni viaggio parliamo anche di 400.000 euro di IVA evasa. Una volta all'aeroporto si riuscivano ad evitare i controlli grazie all'aiuto di un finanziere in servizio arrestato insieme ad altri 3. 4 persone, 3 sono arresti domiciliari, una di queste persone invece è stata portata in carcere. In questo contesto c'è anche il nostro finanziere. Sostanzialmente siamo partiti da un monitoraggio delle prenotazioni dei soggetti. Abbiamo riscontrato che vi era questo viaggio ormai con cadenza mensile verso Hong Kong. Abbiamo ovviamente monitorato un po' i movimenti all'interno dell'aeroporto e ci siamo accorti che anche il nostro militare li accompagnava sia dentro che fuori, utilizzando dei varchi che sono dedicati esclusivamente alle forze dell'ordine, dietro compenso di una tangente sostanzialmente. È possibile quantificarla in qualche modo? Cioè, qual era il suo tornaconto? Il tornaconto, al momento le indagini sono in corso, quindi non sono in grado di quantificare, però posso dire che si attestava in alcune migliaia di euro. A Treviso il fulcro. La frode si è sviluppata e ha interessato dei soggetti del settore ovviamente, con sede nel Veneto, in provincia di Treviso in particolare, che avevano una ramificazione, una serie di agenti che coprivano più o meno tutto il territorio nazionale. Questa merce è stata acquistata da tantissime gioiellerie in tutta Italia, sulle quali faremo i nostri approfondimenti. Nelle perquisizioni alle orologerie 54 sono stati recuperati 500 orologi, 600.000 euro in contanti e un lingotto d'oro del peso di 1 chilogrammo. La maggior parte della merce confluiva nello scalo veneziano, ma l'attività ha interessato anche gli aeroporti di Roma Fiumicino e Napoli Capodichino.